Questo è Paolo Bombardelli, idraulico della Repubblica di Vignole, anche se ti abiti fuori dalla Repubblica adesso. No, mi abito a Vignole Centro. Ah, Vignole Centro, sì. Dall'Alfeo padre viene fuori Paolo, il Celeste, Lenio, Sergio, e dopo che anche là il Daniel detto Bomba, no? Daniel, no? Manuel detto Bomba. Manuel. Com'è là? Come vai i misteri? Insomma, dai. Così. Con la crisi? Con la crisi si sente. Si sente. In percentuale quanto? Parecchio. Sì? Sì, abbastanza. E cioè praticamente Zen che doveva cambiare caldaia non le cambia. Non le cambia. Ecco, tranne noi che dobbiamo cambiare. Tranne chi deve. Tranne chi deve proprio. E ascolta, con risparmio energetico, queste robe qua, incentivi, GEC, per de tuo? Sì, GEC qualcosa, fino al 65% di gente sulle tasse, se riesce a risparmiare in 10 anni, insomma non è poco. E in consiglio adesso le CALT in vista dell'inverno per quei che... Beh, ovviamente piuttosto di farlo quando è freddo, di sostituire la caldaia. Ecco. La ghiacciata quanto meno. La ghiacciata sì, quella è vitale per le caldaie. Ti hai sempre avuto la passione dell'idraulico o resta a botte e bastonai dall'Alfeo perché tenessi a fare sto lavoro? No, non questa problemi. Piuttosto di andare a scuola. Piuttosto che andare a scuola. Cioè praticamente è meglio cambiare tubi e chi è là piuttosto che andare a scuola. Sì, le stanno grave errore. Sì, comunque tu sei anche un grande esperto delle grotte, speleologo, e ti hai anche questa passione, sì. Il gruppo speleologico sarebbe della Sade Arco, ma in realtà è il gruppo speleologico Vignole. Ho capito. Sì. E recentemente cos'è che hai fatto? Qualche scoperta? Stiamo esplorando la grotta più profonda del Trentino. Siamo a meno 600 e se il tempo ci concede arriveremo a meno 700. Ma dove è che è sta grotta? È in Brenta. In Brenta, non ti disi altro perché sennò magari qualche No, vabbè, tra la Forcoletta di Noguera e la Posta Tramontana, tra il rifugio Tosa e il rifugio Agostini. Ho capito. E voi nel zoo cosa fai? Libere? Sì, adesso come dire, come aprire un sentiero, metterla in sicurezza, ecco, è un problema di metterla in sicurezza dell'acqua e delle frane. E dopo può andare a vedere solo esperti speleologi, perché questa kill è per esperti. Ma anche a chi grotte che può andare dentro gente invece... Patoma ad esempio. Patoma che è lì solo la moletta, no? Sì, lì solo la moletta, sì. Lì si può andare dentro tranquillamente? Lì si può andare dentro tranquillamente, normalmente è una delle pubatue una delle grotte pubatue del Trentino. Sarà un posto dove tira via, starà miti, starà titi? Beh, ma comunque bisogna che negli ultimi anni che sta in cambio di opinioni, movimento di opinioni, c'è un po' l'ecologia, un po' questo, un po' quello. Cioè sta più attenti. Si sta un po' più attenti tutti quanti, ecco, non che più atti vandalici gli ultimi, si tratta comunque di una quindicina d'anni fa, che ho sentito parlare, non è che lì forse ancora prima, ma che insomma che una certa mentalità la sta passando. Ma lei è pericolosa nelle grotte? Nella mia vita mi sono fatto male 2 volte, una volta sulle scale di casa e una volta sulle scale dell'ufficio, per cui te lascio. Sì, no, però se sente ogni tanto qualche speleologo che resta zodia, una zodia tirarlo su, insomma. Cioè, il problema è che se ti caschi dalle scale di casa e vai qualche nume ti tira su. Se ti sei in fronte a una grotta è un po' differente. Ma questa passione delle grotte è collegata al lavoro o la tenuta così? No, siccome che era Stefano Pederniano in piazza, era in piazza, lui raccontava e mi ascoltavo di suo ladrillo e dopo insomma. Con Silvano. Ho capito. Adesso diciamo la scusa per il mobile, quindi caro Paolo, bisogna tornare al lavoro. Tanti auguri. Grazie.